Acqua potabile di qualità in Polesine per 400.000 abitanti. Basta con l'utilizzo delle acque superficiali dell'Adige e del Po, che anche se trattate sono comunque peggiori e soprattutto esposte a fenomeni di inquinamento. L'ultimo episodio solo qualche settimana fa, con il grave incidente alla Lombarda Petroli e la contaminazione del Lambro. La svolta arriverà già dal prossimo anno con l'ultimazione del grande circuito Venezia-Padova-Cavarzere-Chioggia, alimentato tramite una condotta di oltre 35 km dai pozzi del Medio Brenta, che consentirà di movimentare circa 30 milioni di metri cubi d'acqua all'anno, dando un primo aiuto alla popolazione di quella zona. Porteremo acqua buona nelle aree che sono più in sofferenza, parliamo delle province di Rovigo, del Basso Veneziano e del Basso Padovano. Porterà acqua buona che proviene dalle falde delle pedemontane e quindi andrà a sostituire quella che oggi è l'acqua che loro utilizzano, vale a dire l'acqua di superficie, e quindi la potabilizzazione di acqua che è dell'Adige e del Po. I lavori del primo anello verranno ultimati grazie al finanziamento di 88 milioni di euro ottenuti dalla Banca Europea degli Investimenti, che su progetti di utilità sociale o ambientale come questo presta fondi alla Regione Veneto a condizioni agevolate. Come tutte le operazioni BEI è un finanziamento a condizioni favorevoli rispetto a quelle di mercato, perché la BEI raccoglie risorse sui mercati dei capitali con un rating molto elevato di AAA e mette a disposizione, essendo un'istituzione senza scopo di lucro, mette a disposizione dei beneficiari finali queste risorse raccolte a condizioni vantaggiose. I finanziamenti della BEI stanno già contribuendo alla copertura del fabbisogno di alcuni dei più importanti interventi infrastrutturali nel nostro territorio, dal Mose all'ospedale di Mestre, e con la firma di oggi, oltre agli 88 milioni per l'acquedotto, la BEI ne presterà alla Regione altri 130 per l'acquisto di 22 nuovi convogli da inserire nella rete del sistema ferroviario metropolitano regionale.